Il Bisatto d'Oro è una cosa molto bella, molto divertente, un bellissimo oggetto perché è un oggetto in vetro di Murano con una scultura praticamente. Io credo che sia la giusta unione fra il Lido, quello che succede al Lido e la mostra del cinema, che alle volte sembrerebbero un po' separate, invece a noi piace, con gli amici Maletti e tutti gli altri e i membri della giuria, piace unire le due cose. Il premio è nato da un sogno che aveva Claudio Maletti. Siccome eravamo molti amici, mi ha espresso il desiderio di premiare e di portare in questo locale, per dare un segnale forte della vicinanza tra la mostra del cinema e il Lido, perché lui amava il Lido, la sua isola, e allora mi ha chiesto se potevo fare questo, cioè far diventare realtà un sogno suo. Io mi sono in qualche modo impegnato, gliel'ho promesso e l'ho fatto l'anno scorso, premiando addirittura il direttore della mostra del cinema Alberto Barbera. Buongiorno a tutti, sono veramente dispiaciuto di non essere presente di persona a questa cerimonia. Ho un ricordo fantastico della prima edizione del premio, quando intitolato a Claudio Maletti, quando ho ricevuto l'opera stupenda di Maurizio Molin, che sta lì, una bella mostra di sé nel salotto di casa mia a Torino. È un'opera davvero stupenda di un grande artista, ed essere stato il primo a ricevere quest'opera, come dire, in qualche modo mi riempie di orgoglio ancora oggi. Non ho avuto la fortuna di conoscere di persona Claudio Maletti, mi dispiace, tutti me ne parlano tantissimo e benissimo, soprattutto Angelo Bacci, l'animatore di l'inventore di questo premio, l'anima di questa iniziativa, mi ha fatto un elogio di Claudio che mi fa rimpiangere ancora di più di non aver avuto la fortuna di incontrarlo di persona. Vorrei essere lì in qualche modo per consegnare alla moglie e ai figli il secondo premio. Fate conto che ci sia, in spirito comunque sono con voi, purtroppo in piede della nostra coincidono come orari con quelli della consegna di questo premio. Alzo metaforicamente un calice per brindare alla memoria di Claudio, ringrazio ancora tutti per l'attenzione e auguro lunga vita al premio. Non c'è nessuno ancora al nostro tavolo, mi lascerai da sola come al solito, sei ancora nel tuo ufficio a stendere una nuova relazione. Però sono molto felice di creare questo premio che Angelo mi ha commissionato. Sono stato via da Venezia per parecchi anni, poi quando sono tornato ho cominciato a amare più del solito, diciamo più da veneziano che Venezia, e tra queste cose ho cercato di fare delle opere recuperando dei materiali che facevano parte della cultura veneziana. In questo caso la chimera è stata fatta con il vetro riciclato di Murano. Con la base è un pezzo di una bricola che è stata recuperata in Laguna. Ho visto un uomo solo, giovane e innocente. La cosa bella è che sono presenti tutti quelli che vanno bene a Claudio e che mi aspettavo che venissero, non è mancato uno. A me basta questo. E penso di parlare a nome di mia moglie, di tutta la famiglia, di mia cognata, dei bambini. Mi sa che non per queste circostanze, però speriamo di ripeterlo spesso. Someday
stata eccezionale perché ci sono tutti gli amici, che ricordano Claudio ed è un riconoscimento alla sua persona ed è triste perché lui non c'è, è triste per noi, per gli amici, per il Lido, credimi, manca. Ancora una volta di più, con te è possibile campare senza avere più paura del blu. Con te è possibile campare senza avere più paura del blu. Del